No, volevo giusto presentarmi, quindi io vi dicevo, sono un tecnico del consorzio Valorientali, mi occupo essenzialmente, la mia professione è il fitopatologo, che sembra non abbastanza difficile, insomma mi occupo delle malattie della vite, ok? Quindi mi occupo di identificare le malattie e risolvere le malattie tramite tipo un medico, ok, delle viti, mettiamola così. Principalmente di studi sono enologo, ho fatto varie vendemmie come in cantina, ok? Dal 2009 ho iniziato a fare vendemmie in cantina, un po' qua in Friuli, un po' in Toscana, un po' girato, e dopo sono stato fatto la cantina e adesso sto in vigneto, che sto molto bene. Farà caldo d'estate, ma almeno non è umido. Okay. E niente, quindi mi occupo di questa cosa qua e mi occupo quindi sostanzialmente di uva. Parto da adesso che siamo in fase di germogliamento in questo momento qua, dei vigneti più precoci, fino alla vendemmia. Attraverso le aziende faccio assistenza tecnica, quindi ogni volta che le aziende hanno dei problemi, ok, chiamano me e mi dicono: Davide, cosa facciamo qua? Fai così, così, così. Quindi io cerco di risolvere, insomma, nella zona dei Valorientali e nella zona della Pisonzo. Dopo facciamo anche un rinfresco delle zone dopo del Friuli, perché tante volte ci sono tante, diciamo, confusioni, ok? Nelle zone dopo, tipo magari uno di Manzano non sa che c'è a Manzano in piazza, vai a Manzano, non sanno che c'è la diocesi di Rosazzo, che ce l'hanno giusto sopra in abbazia di Rosazzo, non sanno che esiste la diocesi di Rosazzo. Tante volte succede, no? Parli con uno, sì, tu la ISE, ce n'è qua, ok, non lo sanno. Beh, comunque faremo anche un escurso. Quindi vi parlerò, ho diviso le mie presentazioni in due argomenti principali, che uno è l'ecologia viticola. L'ecologia intesa come la varietà, il clima e il terreno influiscono poi sulla qualità, okay, dell'uva, e la seconda parte parlerò di maturazione dell'uva, quindi vi traghetterò verso la vendemmia, okay, che dopo verso il vino, che vi parlerà Andrea la prossima puntata. Ecco. Questa è un po' la mia idea. Fermatevi quando volete, senza problemi, anzi io ho molto materiale, quindi magari salteremo un po' se siamo un po' tardi, mi sono messo il timer, così non vado troppo oltre, ok? Fermatevi quando volete. Bene, allora, come vi dicevo, parliamo prevalentemente di ecologia viticola, in cui tre sono i fattori principali. Il vitigno, inteso come, avete visto con Enos, no? Che la vite, dopo lo vedremo. Il vitigno inteso come vite e porta innesto, perché abbiamo visto che la vite nel 98, mettiamo così, per cento dei casi è una vite innestata, non sempre, vedremo perché. Clima, che sicuramente è importante e ci sono anche dei cambiamenti importanti climatici, terreno, e dopo ci sono tutta una serie di pratiche culturali che però questa sera non parleremo, perché in funzione del vitigno, del clima, del terreno e dell'obiettivo enologico che abbiamo, attueremo delle pratiche enologiche per ottenere un certo obiettivo. Non parleremo stasera delle tecniche agricolturali, perché sennò possiamo veramente fare un corso universitario e quindi non lo faremo. Okay. Parleremo soltanto di questi tre fattori. Secondo Fregoni, che è, diciamo, un luminare della viticoltura, okay, che ha scritto anche numerosi libri, insomma, ha una certa età, avrà 90 anni ormai, ma era stato un luminare, e i fattori della qualità, quelli che determinano la qualità dell'uva, non sono, diciamo, ponderatamente tutti uguali, ok? Quindi il vitigno secondo lui incide sul 50%, il clima sul 35% e il terreno sul 15%, ok? Del risultato finale che otteniamo su quel vino, ok? Quindi non tutti incidono al 33,3%, ma abbiamo una certa diversità. Bene. La prima cosa che noi andiamo a analizzare è il vitigno. In questo, diciamo, ci perderemo abbastanza poco tempo, perché comunque ne avete già visto con Enos, avete già parlato. Dopo non so cosa avete fatto l'ultima volta con il buon Carlo, perché è difficile per me parlare dopo due mecenati, come chiamare, della viticoltura, perché sono stati due professori, insomma, anche dove ho studiato dell'istituto agrario, e insomma sono due professori, sanno sicuramente relazionare meglio di me, però ci proviamo, ok? E quindi di vitigno ne avete parlato sia con Enno, sicuramente anche con Carlo, che è sicuramente uno degli ampelografi e
bravi in regione, sicuramente in regione, se non oltre, ok? E vedremo anche cos'è un ampelografo. E quindi sicuramente prima iniziamo col vitino, ok? Questa è un'immagine di come sarebbe la vita in natura, ok? Possiamo dire un barazzar, ok? Se vogliamo chiamarlo così. È praticamente una liana, vedete, si distribuisce in tutta la superficie e vive essenzialmente sugli alberi, no? Si arrampica e cerca la luce e produce. Dopo l'uomo ha preso questa che di base viene chiamata anche tipo viti silvestris, perché silvestri dalla selva, no? Dai boschi, perché lei si aggrappa, vedete, agli alberi per vivere. Quindi questa è la forma, diciamo, selvatica della vite. Okay? Dopo noi l'abbiamo addomesticata, okay? Come abbiamo fatto per gli animali, diciamo. Eccola qua, questi sono, diciamo, una vite stilizzata e gli elementi fondamentali che dopo ci serviranno anche per capire le differenze tra vitigni. Okay? Sicuramente degli elementi importanti, vedete, radici, certo, fusto, niente di che, foglie, il grappolo, dopo il viticcio che serve alla vite per diciamo, sostenersi sopra vari tutori che possono essere naturali, come avete visto anche con Enos, no? Che le viti una volta venivano allevate sugli alberi, bene, ed è quello che faceva lei in natura, ma se no tutori morti, come si chiamano adesso, che sono i pali, i figli, okay? Come viene allevata con crospaliera. Bene. Come abbiamo visto, come avete visto anche voi con Enos, in verità questa vite è composta da due parti principali, no? C'è una parte, che è la parte aerea, che è costituita dalla vite europea, e adesso vedremo come si chiama la vite europea, e il portainnesto, quindi la parte radicale, è costituita dalla vite americana. Okay? E lo sapete anche perché, ve l'ha già detto Enos, facciamo giusto un piccolo ripassino per questo insetto qua, che è la filosera, il pedolide B, come diceva, no? Che ha, pensate voi, il primo nome della filosera era Filosera bastatrix, okay? Perché devastava tutto. Okay? Adesso si chiama Viteus vitifolia perché ai tassonomi, che non gli passa niente, durante il giorno cambiano continuamente alle bestie. Bene. Questa adesso si chiama Viteus vitifolia, una volta era Filosera bastatrix, va bene, cambiano continuo. Bene, perché vanno avanti con gli studi, però secondo me prima faceva più, diciamo, era molto più risolutiva come nome. E lei cosa fa? Fa vari cicli, se vedete, fa cicli sulle radici e cicli sulle foglie, ma perché? Perché attaccava prevalentemente le radici sulla vite europea, quindi faceva morire le viti, e attacca sulla vite americana, attacca essenzialmente le foglie. Qualche volta attacca la vite europea sulle foglie. Per esempio, facevamo l'esempio del verduzzo di Nimis. Il verduzzo è una varietà che viene attaccata dalla filosera, ma anche al refoso. Okay? Tante volte, se voi vedete gli apici, le foglie più giovani, vedete queste gabbe date dalla filosera che non è un problema, non fanno assolutamente danno, quindi non si trattano, non si fa niente, sarà brutta da vedere, bene, si cima, ok, si tolgono, fine. Però una volta sulle radici per la vite europea è stato un problema, era completamente decimata. No? Dicevo che quindi si è risolto, come avete visto, con l'innesto, con un piede americano, che invece non viene attaccato alle radici dalla filosera, però dicevo che nel 98% dei casi queste sono innestate, non nel 100%, perché ci sono delle zone in cui si può coltivare la vita a piede franco, si dice. Piede franco vuol dire che la radice è sempre radice di vite europea. Okay? Quali sono questi casi? Nei casi di terreno sabbioso. Perché? Perché guardate qua, c'è la bestia, no? che gira intorno alle radici e nel terreno. Se abbiamo terreno sabbioso, il terreno sabbioso non permette la formazione di cunicoli, okay? di anfratti in cui l'insetto riesce a camminare e a svilupparsi, okay? Perché la sabbia ricade su se stessa e quindi ferma ogni volta i cunicoli e quindi non permette lo svilupparsi della filosera.
mentre su tutti gli altri tipi di terreni in cui si forma tutta una serie di gallerie, la filosa riesce a vivere. Quindi ci sono delle zone, anche in Italia, che può essere la Sardegna, o delle zone, per esempio le isole Canarie, in cui c'è viticoltura abbastanza estrema, in cui viene allevate ad alberello perché c'è molto vento, vengono fatte proprio tipo delle trincee, ok? Se vi capita di andare, non so se siete stati nelle Canarie, a Lanzarote o Fuerteventura o qualsiasi altra Gran Canaria, avete queste buche in cui la vite è arrivata all'interno, ok? Ma in tutte le isole, un po' anche in quelle greche, c'è una buca, dentro, sotto c'è una vite, senza pali, senza niente, ok? E nasce dal berello molto stentata, perché viene messa nelle buche perché c'è tanto vento e quindi se no non riuscirebbe a crescere. Però in questi terreni, che sono terreni vulcanici e terreni in cui anche la percentuale di sabbia è molto alta, riescono ad avere viti di piede franco, quindi non in estate. Quindi il 98% della viticoltura è innestata, però c'è qualcosa anche a vedere. No. Curiosità. Bene. Allora, quello che la vite che viene coltivata, ok, attualmente è la vite europea, che si chiama, la vedete qua, ok, vitis vinifera, vedete. Ah, vitis è il genere, vedete, del genere vitis ce n'è un bel po' di vite, di specie, ok? Perché c'è il genere vitis, specie si chiama vinifera. Ci sono altre specie di viti. In Eurasia, okay, perché praticamente in Europa e in Asia, ma tipo Anatolia, diciamo la zona di veramente origine della vite è la Mesopotamia, quelle zone lì, l'Armenia. Voi andate in Armenia, se vi capita di andare in Armenia, ci sono viti vecchissime. Lì nasce la viticoltura, ok? Georgia anche. Anche Georgia. Sì, sì, tutte quelle zone là sono lì nasce la viticoltura, è la vite. E vite vitis vinifera, ok? Se vedete in Eurasia c'è una specie che è quella che coltiviamo noi. Mentre in altre parti del mondo ci sono in Asia, quindi Asia diciamo Cina, ok? Cina ci sono 60 specie del genere vitis che non sono vitis vinifera, ma sono vitis mussoniane, quindi dopo in America c'è vitis bellandieri, riparia, rupestris, lambrusca, ce n'è veramente tantissime, una ventina di specie, ok? Però quella che noi consideriamo vite, okay, si chiama vitis vinifera, ok? Dopo abbiamo visto che della vitis vinifera ci sono tante varietà. Questa è la specie, genere specie. Dopo abbiamo le varietà, quindi varietà vuol dire Tokai, Merlot, Cabernet, Refoso. Che cosa sono le varietà? Vedete qua vi ho messo delle piccole definizioni, praticamente è una piccola diversità all'interno della stessa specie, ok? Quindi ci sono all'interno della stessa specie delle viti che sono leggermente diverse per determinate caratteristiche morfologiche e anche dal punto di vista genetico, ok? Però sono la stessa specie. Bene. Quindi varietà uguale vitigno, quando noi parliamo di vitigno, merlot o varietà merlot sono sinonimi, ok? Sempre quella. E diciamo, possiamo parlare di Merlot, di Cabernet, di Tokai, perché la vite, come abbiamo visto anche con Enos che ve l'ha detto, viene propagata per talea, ok? Che viene innestata, okay? Quindi per via vegetativa, perché se noi avessimo invece fosse propagata per seme, quindi c'è la fecondazione dell'ovario tramite impollinazione, non avremo una singola varietà, avremo milioni di varietà, perché ogni seme è una varietà diversa, come siamo noi tutti, ok? Non siamo cloni, okay? Mentre nella vita abbiamo cloni, parliamo di cloni. Bene. Infatti nel mondo, e adesso lo vedremo un po' anche a livello mondiale per curiosità, nel mondo si sono stimate attualmente 1700 varietà di vite, okay? Di cui in Italia, diciamo l'Italia forse è il paese in cui abbiamo maggiore diversità, okay? Anche più rispetto alla Francia, di varietà di vite. Infatti dal catalogo nazionale delle varietà di vite del CREA di Conegliano, che gestisce tutte le varietà di vite a livello italiano, ci dicono che attualmente abbiamo 613 varietà da vino in Italia e 192 varietà di Val d'Atavola.
ok? Che si dividono per varie caratteristiche. Noi possiamo dividere varietà in base a cosa? In base al colore della vacca, quindi possiamo avere varietà a vacca rossa, varietà a vacca bianca, varietà a vacca grigia, tipo il vino grigio, ok? Che è diciamo, un mix. In base all'origine dei vitigni, avete mai sentito parlare di vitigni internazionali, vitigni autoctoni? No? Il Merlot, non Merlot, Merlot, Cabernet, quelle robe lì, no? Che però sono tutti di origine francese, vengono detti vitigni internazionali, ok? Anche se sono di origine francese, ok? Sauvignon, anche il Tokai Friulano, che vi ha detto Enos, viene detto Sauvignonas, quindi è, diciamo, un termine dispregiativo per i francesi, Sauvignonas, dove è Sauvignon cattivo, perché in Francia non viene il Tokai. Invece qua trova delle caratteristiche climatiche per cui viene molto bene. Okay? Ma non solo qua, un altro paese produttore importante del Tokai, okay? Oltre alla Slovenia per vicinanza, è anche il Cile. Okay? Loro fanno Sauvignonas in Cile e anche in Argentina. Tante volte perché quando i friulani sono andati in Sud America, un bel po', e hanno portato la vite là. Sempre che roba lì, come diceva che sicuramente l'ha detto in maniera migliore. In base alle caratteristiche, come ho detto, può essere vitigni aromatici, vitigni non aromatici o semi-aromatici, perché vedete in funzione della presenza di aromi all'interno della buccia, ok? All'interno della vacca. Se noi già sentiamo l'aroma del vino all'interno, quando mangiamo la vacca, quindi l'uva o nel moscato, parliamo di varietà aromatica. Se non lo sentiamo, parliamo di varietà non aromatica, però non è detto che il vino non lo sia, cioè che non abbia un intenso profumo. Invece di moscato americano? Ecco, l'americano potrebbe essere una varietà aromatica, solo che noi consideriamo vino solo, ecco, un esempio, un dettaglio, noi il vino lo consideriamo solo il prodotto ottenuto dalla fermentazione della vitis vinifera, ok? L'americano, che non è vitis vinifera, ma è vitis lambrusca, vitis muscadina, tutto quello che abbiamo visto, non è considerato vino. Quindi se noi facciamo un vino, diciamo così, da fragolino, come si faceva, ok? Non è considerato vino, è considerato un prodotto ottenuto dalla fermentazione di uva fragula, ma non si può chiamare vino dal punto di vista della legislazione europea. Okay. Da quella volta del ventennio fascista che vi ha detto sempre, no, che sicuramente dal punto di vista storico, ubi maior minor cessa, come si dice. E dopo vengono anche classificati in base all'attitudine, perché ci sono dei vitigni che sono più indicati per ottenere magari dei vini spumante. Pensate al Prosecco, alla Glera, ok? Glera produce tutto vino spumante, il Prosecco che vi vedete, no? Oppure delle uve più destinate a prodotti magari bianchi di frutta beva, rossi semplici o rossi importanti. Okay? Bene, quindi vengono classificati in base a varie categorie. Eccoci qua. Prima vi parlavo di ampelografia. Che cos'è l'ampelografia? Essenzialmente è una scienza che studia le differenze morfologiche dei vari vitigni e le classifica. Okay? Noi, in base alle caratteristiche, come riusciamo, io per dire, quando vado in vigneto, entro in un vigneto e dico, oh, perché ho nominato i Tokai, ok? Vado avanti, chiaro che il Merlot, ok? Come li riconosco? Perché morfologicamente, quindi dal punto di vista visivo, hanno delle differenze tra di loro per quanto riguarda la foglia, per quanto riguarda l'apice, per quanto riguarda il grappolo, eccetera, prima che siano anche invaiati, quindi prima che cambino colore. Io riesco a distinguere il Tokai dal Merlot, prima che questo sia, ma perché? Perché è esperienza, cioè, no, in base a delle caratteristiche, okay, che dopo sono descritte, vedete in queste schede ampelografiche, no? Perché il Tokai ha un apice che è verde, non è a pastorale, mentre per esempio il Merlot ha un apice bianco come anche il Sauvignon, anche il Pinot. Insomma, in base alle caratteristiche morfologiche, a colpo d'occhio so dirti se è Merlot, ma non io perché sono bravo, okay? Perché per dire Carlo Petrussi che avete avuto la scorsa settimana è enormemente più bravo, ma come lo sono anche tanti vivaisti, loro riescono a distinguere le varietà dal legno,
loro hanno un pezzetto di tralcio e mi sanno dire questo è Cabernet, questo è Merlot, questo è Shiraz, di tutte le varietà del mondo. Sono bravissimi perché hanno tanta esperienza. Io non saprei dirvi se vi portate un pezzetto di legno che c'è Beise o IRB, non so cos'è. Ok? Quindi in base alla morfologia uno riesce a capire le diverse varietà di vite, ok? Nella maggior parte delle volte. Per esempio, una cosa che non si riesce a distinguere, diffidate se uno ve lo dice che riesce a distinguere, sono i pinot. I pinot sapete che c'è il pinot grigio, il pinot bianco e il pinot nero. Sono delle mutazioni morfologiche, gemmarie della singola varietà, e fino a quando non sono invaiate nessuno sa distinguerle. Okay. Quello è l'unico caso. Quando non sono? Invaiate vuol dire che hanno cambiato colore. Perché in una certa fase della crescita, poi vedremo la maturazione dell'uva, la vite fiorisce, inizia a formarsi l'acido si forma e dopo un certo periodo di tempo inizia a cambiare colore, no? Quindi diventa, se è vacca bianca, diventa traslucida perché non ha antociani, vedremo cosa sono dopo. Se no, diventa colorata e quindi riusciamo a distinguerla. Fino a quel punto, per esempio, il pinot non si distingue. Bene. Qua vedete ci sono tutte le schede, vi dicono tutte le caratteristiche del voglia sul sito del Crea Conegliano, catalogo tradizionale delle varietà, c'è tutta la scheda ampelografica per riuscire a distinguere le varietà. Vabbè, non ve lo consiglio perché sì, cioè, è una perdita. Qua per esempio vi mettevo altre foto per distinguere il Tokai Friulano dal Sauvignon, perché come vi ho detto il Tokai Friulano è un vitigno di origine francese, si chiama Sauvignonage, quindi Sauvignon cattivo, evidentemente è un cugino del Sauvignon, quindi ha certe caratteristiche morfologiche molto simili al Sauvignon, però certe altre sono diverse, quindi dopo si riesce a distinguere. Okay. Niente. Nel 2007, ok, fino adesso vi ho detto le varietà si distinguevano, fino al 2007, si distinguevano dal punto di vista morfologico, quindi uno vedeva la vite e diceva quelli alle Tokai, quelli alle Merlot. Boh. Bene, dal 2007 non più, dal 2007 abbiamo qualcosa in più. Nel 2007 un consorzio inteso come un'associazione di più enti, tra cui l'Università di Udine, quindi dobbiamo essere fieri da questo punto di vista, hanno sequenziato il DNA della vite dal 2007. Ecco che questo qua, okay, se lo volete vedere voi, sono 19 cromosomi e grazie a questo sequenziamento del DNA si è riuscito a capire tante cose, tra cui distinguere in maniera netta le varietà, perché una volta era solo dal punto di vista visivo, quindi magari qualcuno diceva sì, boh, insomma è, no, e dopo si sono trovate tante cose che adesso vi dirò. Una cosa che si è vista è che il DNA della vite deriva da 3 progenitori ancestrali, perché se vedete qua un po' la mappa del DNA, ok, questa, vedete che ci sono prevalentemente 3 colori diversi, mettiamola così. E quindi è carino capire che la vite che coltiviamo adesso deriva da 3 varietà antiche, ok, mettiamola così. Ecco, boh, qua, vabbè, infatti nasce dal 2007 l'ampelografia non più visiva ma molecolare, okay, quindi dovuta a microsatelliti, non vi sto a spiegare, però per dirvi cosa? Per dirvi che grazie al sequenziamento del DNA si è capito che tante varietà che noi le dividevamo, cioè dicevamo è un'altra varietà, in verità era la stessa varietà. Esempio, come ve l'ha detto anche Enos, ve l'ha accennato, vedete qua vi ho riportato un esempio unico. Si è riscontrato, grazie all'analisi del DNA, si è visto che il Canonau, che è una delle varietà principe della Sardegna, okay, è la stessa vite che viene chiamata Alicante, la stessa vite che viene chiamata Tokai Rosso in Veneto, la stessa vite che viene chiamata Grenaccia tinta, Grenaccia, Grenache, Canonau, sono tutte la stessa vite. Okay, che venivano divise al tempo perché si diceva ma secondo me è diversa, perché la vite anche cambia un po' la sua morfologia in base all'ambiente in cui viene coltivata, ovviamente, no? Quindi dice magari in Sardegna il Canonau, sì, questo è Canonau, boh, magari andava in Veneto, il Tokai Rosso è boh, ma è leggermente diverso, chiamiamolo Tokai Rosso, no? E invece è la stessa vite.
Con i microsatelli per l'analisi delle varietà si è capito, quindi si è ridotto di molto la panoramica varietale che c'era. Una volta si diceva magari ci sono 5.000 vitigni, in verità ne c'erano 1.000, perché c'erano tanti sinonimi, okay? E infatti qua c'è scritto tutto. Eccolo qua. Allora adesso ve lo farò vedere giusto per curiosità e ve lo faccio vedere in modalità diciamo interattiva, credo di sì, eccoci qua. Per curiosità nostra, no, mi sono tirato giù i dati dell'OIV, Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino, ok? Si è tirato già giù un po' di dati per capire come siamo a livello mondiale, ok? Vi ho parlato di varietà e diciamo, boh, va bene, ok, però a livello mondiale come siamo? Allora, giusto andiamo a vedere due robe, ma molto velocemente, che possono essere più carine. Eccoci qua. Allora, questa è una dashboard, quindi un'elaborazione dei dati. Sono dati purtroppo 2016, quindi non proprio aggiornatissimi, perché sono quelli gratuiti, purtroppo siamo così, ok? Purtroppo si va sempre a risparmio, bene, però i dati più recenti si pagano, però per già avere un'idea, andarci bene. E qua cosa ci dice questa cosa qua? Ci dice che nel mondo ci sono 7 milioni di ettari di vite, coltivata a vite. Okay? Primo paese, diciamo, vitato è la Spagna, segue la Francia, con 700, la Spagna ha quasi 1 milione solo la Spagna sono 1 milione di ettari. Segue la Francia, sorprendentemente la terza è la Cina, ok? Magari invece la Cina, no? Se c'è facile, no? C'è più facile, no? E dopo vedremo, ve lo faccio vedere. E la quarta è l'Italia. In Italia siamo quarta superficie mondiale di vite, ok? Di superficie di vite. Giusto per avere una quadra di come è divisa la vite nel mondo, ecco. Se vedete già qua il colpo d'occhio, vedete che più viola è, più vite c'è, ok? Vedete che è diffusa un po' ovunque, la vite è diffusa veramente in tutto il mondo, ok? Parte in Groenlandia, giustamente, Norvegia, ok? E anche in tutta la parte africana del Sahara, ovviamente, e anche in Indonesia, però su per giù vedete diffusa ovunque. L'Alaska, scusi? L'Alaska è giustamente il sistema, ovviamente mette Stati Uniti, ok? Non che in Alaska sia coltivata, okay? L'Alaska prende il dato degli Stati Uniti, sì, giustamente, perché prende gli Stati Uniti d'America, non prende i vari stati degli Stati Uniti. Anche in Canada non è che sia coltivata qua su, ok? C'è qualcosa ovviamente qua, che si fanno degli ice wine, che però non entro nel merito, se no veramente non finiamo più stasera. Allora, se vediamo giusto magari, questa è la superficie, se vediamo la produzione per quanto riguarda il vino, ok, eccoci qua, vediamo come l'Italia sia il primo paese produttore. Produciamo 50 milioni di ettolitri di vino, ok? Segue la Francia, segue la Spagna e dopo gli Stati Uniti. Come vedete, abbiamo visto, allora, terzo paese di superficie di vite, la Cina, e la Cina poi è sparita, no? E dice, cosa le gelate? Bene, perché non è che io prima ho parlato di vite, non è che si produce solo uva da vino, e anche uva da tavola, ok? E infatti la Cina è il primo paese produttore di uva da tavola, ma per cosa? Per il mercato interno, sono 1,5 miliardi in Cina, e mai di 2, ok? Infatti se io vado qua e non seleziono vino, ma seleziono uva, ok? Uva fresca e uva da tavola, che non so perché la divida, eccola qua il primo produttore, vedete, la Cina, con 22 milioni di tonnellate di uva, diviso 1,5 miliardi, non sai proprio mai, non ho fatto il calcolo di quanta uva mangiano i cinesi, però un po' mangeranno. Secondo comunque produttore di uva da tavola è sempre l'Italia, anche noi il sud produce molta uva da tavola. Okay. E l'ultima cosa che vi faccio vedere
e magari la produzione, dopo c'è anche, vedete qua la categoria uva passa, quindi l'uvetta cittadina, no? Ne mangiamo, primo produttore mondiale la Turchia, okay? Quindi i paesi che non è tale. Esatto, bene. Basta, questo è quello che vi facevo vedere. Allora, giusto per capire, abbiamo detto 7 milioni di ettari, ok? Qua vi riporto la produzione, cioè la superficie in base al vitigno, sempre 2016. Il primo vitigno coltivato al mondo, ok, per curiosità vostra, è il Cabernet Sauvignon. Non so se avete mai sentito, insomma, Cabernet Sauvignon. Il mondo comunque, ricordatevi che mentre noi siamo grandi produttori bianchi in Friuli, ok, prevalentemente bianco, il mondo produce bene rosso. Allora, per darvi un dato che magari non sapete, la prima vite nata, diciamo, ok, la prima vite era rossa, ok? Nasce l'uva, non so se l'avevamo già detto, magari l'avevamo già detto, però la prima vite nasce rossa, ok? Dopo per una mutazione all'interno del DNA, che si interrompe un metabolismo, ok? Che produce dopo il colore, per una mutazione si è prodotta anche l'uva bianca, okay? Però l'uva nasce rossa, okay? Al mondo comunque si beve vino rosso. Infatti i primi tre diciamo vitigni coltivati sono tutti rossi, Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo, okay? Che cos'è? Tempranillo è un vitigno coltivato soprattutto in Spagna. Dopo anche, e io invece sono rimasto curioso di questo, l'Aigren. Voi magari non avete mai sentito parlare dell'Aigren, io manco, ok? Infatti mi sono andato a vedere l'Aigren che non nel 2016, ma se noi andiamo a vedere, mi ho scaricato il storico, andiamo a vedere il 2020, eccolo qua, se lo vedete qua, questo in blu, vedete qua, l'Aigren era il primo vitigno coltivato negli anni 2000, no, sul 2020, negli anni 2000, con 387.000 ettari. Tutti in Spagna, di questo vitigno a vacca bianca, in realtà, coltivato solo in una zona non di grande qualità, ok? Quindi dopo è andato comunque, è praticamente dimezzata la superficie di questo vitigno coltivato. Boh, secondo il Chardonnay, che comunque è vitigni internazionali, ok? Quindi tutti francesi, Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Syrah, sono tutti vitigni detti internazionali, cioè vitigni derivati dalla Francia. La situazione italiana com'è? In Italia, qua purtroppo ho trovato solo i dati della superficie di vitigni autoctoni, okay? Quindi vitigni non internazionali ma vitigni tipici italiani. Il primo vitigno tipico italiano è il Sangiovese, Chianti, ok? Fiasco di Chianti, normale. 73.000 ettari di Sangiovese, seguito subito sotto dal Trebbiano toscano, in bianco, ok? Montepulciano, Catarrato, Prosecco. Ah, vedete qua il Prosecco è un dato che adesso non vuol dire niente, perché questo era il 2016, il Prosecco dal 2016 ad oggi ha praticamente raddoppiato la superficie. Siamo, non sbaglio più di tanto se vado a raddoppiare, non saranno 40.000 ettari, saranno 35.000, no? Poco ci manca, quindi sarebbe il secondo vitigno più coltivato in Italia, autoctono, infatti qua io per mio errore, per mia insomma passione, così sono andato a cercare il toccare e ho detto: ma andiamo a toccare quanta superficie ha, qua non c'è, perché non è considerato un vitigno autoctono, è Sauvignonas, che è un vitigno internazionale. A livello mondiale, questi sono dati OIV, quindi sono dati dell'Organizzazione Internazionale della Vigna del Vino, quindi loro consigliano Tagliafiori come Sauvignonas e non come vitigno autoctono. Però andiamo qua, che forse ci interessa di più, andiamo sempre più nello specifico, andiamo al Friuli. Come siamo in Friuli? Questi sono dati recenti 2021 della regione Friuli Venezia Giulia, che vi riportano la superficie abitata FVG, ok? Quelli che un po' vi hanno fatto vedere anche un po' Enos, no? Solo che questi sono proprio dati aggiornati ufficiali della regione. 2021, quindi non abbiamo proprio 2022 ancora, però 2022 saremo a 30.000 ettari. Allora vi dicono che questa cosa dice cosa? Dice che in Friuli abbiamo 29.000 ettari di vite, ok? 29.000 ettari che
se avessimo il dato di 10 anni fa erano 18.000, siamo cresciuti esponenzialmente, forse siamo la regione che è cresciuta di più a livello italiano, ok? Di superficie abitata, ma si vede proprio soprattutto dove è cresciuta tanto la vite, qua, vedete qua. Allora qua questa cartina vi riporta, più vedete grande il palin, più superficie abitata c'è in soldoni, ok? Allora 28.000 ettari, coltivate 66 varietà in Friuli, ok? Dove è coltivata la vite? Beh, vediamolo subito sulla carta, più i palini sono grandi, vi ho detto, più superficie c'è coltivata. Guardate qua sull'asse del tagliamento, Spilimbergo, San Giorgio in Verda, Casars della Delizia, San Vito al Tagliamento sono i comuni più abitati. Infatti andiamo qua, San Vito al Tagliamento 1200 ettari, San Giorgio in Verda 1100 ettari. Il terzo comune abitato è Cormons, che è un comune storico, okay, di coltivazione a vite, perché una volta, se andassimo a 10 anni fa, la situazione sarebbe completamente ribaltata, in cui la viticoltura era compresa qua, in questa zona qua, che sono la zona dei Colli Orientali, che è la zona collinare della provincia di Udine, a est, qua, il Collio, zona collinare della provincia di Gorizia, l'Isonzo, zona pianeggiata della provincia di Gorizia, e la zona dell'Aquila Iese. Okay. Qua c'era la viticoltura storica, diciamo, dopo c'era anche qualcosa qua, per l'amor di Dio, io parlo non storia del 1400, perché mi hanno detto, non so, ma parlo di storia recente ovviamente, no? Negli ultimi 100 anni. Questa è tutta nuova viticoltura di che varietà però? Di queste due varietà qua. Se vedete, più di metà del panorama viticolo del Friuli Venezia Giulia è compresa tra Pinot Grigio e Prosecco, due varietà che noi non beviamo, non facciamo niente, quindi tutto per export, diciamo così. Il Pinot Grigio va in America essenzialmente, il Prosecco in tutto il mondo. Sono 600, attualmente di Prosecco si producono 600 milioni di bottiglie. E l'obiettivo è 1 miliardo. È la più grande DOC al mondo come produzione di bottiglie. Okay. Ha superato tutti come numero di bottiglie, non come dopo fatturati, come utili fatturati, eccetera, come numero di bottiglie. Perché ovviamente quello champagne, sicuramente c'è il valore aggiunto dello champagne è molto più alto, ok? Però come numero di bottiglie sicuramente di più. Il terzo vitigno coltivato è il Merlot e il quarto vitigno è la Ribolla Gialla che ha avuto anche quella un exploit molto grande negli ultimi anni ed è stata messa essenzialmente la nuova, diciamo, i nuovi impianti sono stati messi tutti anche qua nel Pordenonese. Originariamente la Ribolla Gialla arriva da qua, okay? Dalle zone collinari. Bene, il Tokai, se vedete, il nostro amato Tokai è solo sesto, eccoci qua, e il primo comune vitato di Tokai è Cormons, okay? Vi posso dire che come invece denominazione la DOC Colli Orientali, fortunatamente il primo vitigno rivendicato a DOC Colli Orientali è proprio il Tokai. Diciamo che tutta la complessità viticola del Friuli è qua, okay? Da Nimis fino ad Aquileia. Qua avete qua avete la maggior parte dei vitigni, ok? Qua avete essenzialmente Pinot Grigio Glera, su per giù, dopo, nei grandi numeri. Glera sarebbe il Prosecco. Il vitigno si chiama Glera, il vino si chiama Prosecco, ok? È stato fatto questo per tutelare il Prosecco, perché una volta si chiamava, fino a qualche anno fa, la vite si chiamava Prosecco, però l'Unione Europea, dal suo punto di vista, tutela il vino e non il vitigno, e tutela il vino se è legato a una denominazione di territorio. Per quello il Prosecco si può fare in tutto il territorio regionale del Friuli Venezia Giulia. Perché? Perché Prosecco, come vi ho già detto, è una frazione del comune di Trieste. Okay? Quindi Zaia cosa ha detto? Beh, io devo fare Prosecco e sono qua Conegliano, per arrivare a Prosecco devo comprendere come territorio della DOC per tutelare il Prosecco
tutto il Friuli Venezia Giulia, perché devo passare Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste. Quindi infatti il prosecco si può fare in tutto il territorio della provincia, ok? Per quanto riguarda il Friuli, tutto il territorio regionale, perché copre tutte le 4 province. Quindi per assurdo, mentre vedete diciamo veramente grande, eccoci qua, vedete che la superficie ovviamente evitata si concentra tutta in questa zona qua, tutta la zona montana, Carnia e Val Canale, Canal del Ferro ovviamente non è compresa, perché chi produce vite in carne, anche se adesso inizia a metterla, poco ma c'è. E perché infatti tutte le dock storiche comprendono questo territorio qua, e dopo lo vedremo, no? Però per assurdo, io se impianto un vigneto a Tarvisio, posso fare doc prosecco. Okay. Non posso fare doc grave, non posso fare da Friuli, ma posso fare doc prosecco. Non era da che? Non era da che? Ah, era già un sinonimo del prosecco, perché noi possiamo chiamare i vitigni in base ai loro sinonimi, perché tanti vitigni hanno, come abbiamo visto, tanti sinonimi, non c'è solo un nome per chiamare una varietà, ok? Tipo la ribolla gialla ha come sinonimi ribolla gialla, ribuelle, rebula dallo sloveno, ok? E quindi cosa hanno fatto? Il prosecco aveva la glera come sinonimo. Allora loro cosa hanno detto? Boh, gli do un nome brutto. Okay. No, scusa, forse lo intendere dove dire glera, ghiaia. Esatto. Sì, no, allora, non ti so dire l'etimologia. Può nascere dal fatto che coltivato prevalentemente in terreni ghiaiosi. Non ho idea. No, non mi sono mai entrato nell'etimologia del termine. No, purtroppo no. No, ci vorrebbe non te lo saprebbe forse dire. Purtroppo io no. Non mi sono mai entrato. Comunque, perché hanno cambiato il nome? Perché così, se uno mette glera e se uno mette il vitigno a Roma, mettiamo, che nel Lazio, può fare solo un vino che si chiama glera, non può fare un vino che si chiama prosecco, perché deriva dalla uva glera, ok? No? E invece il prosecco deve essere all'interno di quel territorio delimitato, ok? Per quelle province che tutte le province del Veneto. Sì. Per caso sa come è andata a finire la disputa con la Croazia, il Prosek? Il prosecco, allora lì sono ancora un po' in disputa, non hanno concluso, sicuramente i veneti non sono come noi in Toccai, ok? Quindi combattono sicuramente di più. Certo è che allora è un vino completamente diverso, mentre come anche il Toccai, il prosecco è un vino dolce per dire, no? Anche quello viene, e poi veramente stiamo parlando, il prosecco mi pare che sono una quarantina di ettari. Non so se arriva a 100, non so una genere. Il prosecco stiamo parlando di 40.000 ettari, ok? Non so come è andata avanti, però sicuramente da quel punto di vista dei veneti non sono i friulani. La difenderanno sempre di più. Non stanno migrando verso la terminazione raddoppiata? Sì, no, ecco. Un'altra cosa, voi sapete che il prosecco era coltivato essenzialmente nelle zone collinari, non raddoppiate, che quando è nata la DOC Prosecco, a Valdobbiadene è nata la DOCG Prosecco. Ecco, attualmente cosa sta succedendo? Sta succedendo che, visto che il Prosecco ha preso molto piede, e il Prosecco però è un vino, diciamo, di basso prezzo, ok? Nel senso, voi prendete una bottiglia di Prosecco, 5 euro la prendete, ok? Prezzo medio, dai 3,50 ai 7, ok? Bene. Cosa succede? Succede che quelli di Valdobbiadene, che comunque sono in fascia collinare, quindi producono di meno, eccetera, eccetera, quindi hanno più alti costi, dicono: io adesso però a me il nome Prosecco mi risulta un po' stretto perché vengo considerato come un prodotto di basso prezzo quando io magari lo vendo a 10 e quindi mi scontro contro perché la gente non sa DOC di OCG Prosecco, non è che sta a vedere la DOC di OCG, ok? Sta a vedere quello Prosecco, però uno mi costa 3,50, uno mi costa 7, prendo quello a 3,50. Non è che siamo a quel livello lì, cioè una volta sono prendi, sono bottiglie uguali. Cioè, la maggior parte devi fare riferimento. La maggior parte non è così. Se no prendi. Purtroppo la maggior parte è così. Uno dice prosecco, perché devo pagare più della DCG che della... Allora cercano di staccarsi dalla denominazione prosecco. Ok, cercano di non chiamarlo più prosecco, però è difficile perché il prosecco è un volano non da poco. Millesimato? Non so, è un'arma a doppio taglio.
Quindi questo è il discorso del prosecco. Comunque, vabbè, andando avanti a bomba, quindi questa era un po' per farvi un'idea di come è la viticoltura anche a livello regionale. No? Bene, quindi sul vitigno io più di tanto abbiamo visto i vitigni prevalente quanti coltivati, dopo vedremo nelle loro maturazioni le varie caratteristiche. Andrei sul clima, ok? Giusto 2 ore. Per quanto riguarda il clima, beh, abbiamo visto un po' che la vite è coltivata un po' ovunque, ok? Là vedevamo però diciamo una mappa che comprendeva tutti i paesi, infatti vedevamo l'Alaska, no, in Alaska non c'è vite ovviamente, però la dashboard vi dava Stati Uniti, quindi vi metteva anche la coltivazione in Alaska. Qua vi porto una roba abbastanza vecchiotta, dell'83. Però vi facevo vedere dove praticamente quali sono le latitudini a cui viene coltivata la vite, che sono prevalentemente queste, vedete? Perché? Perché tra in queste latitudini abbiamo un delta tra 10 e 20 gradi medi in stagione. Questa è la temperatura ottimale, okay, per la produzione della vite, cioè per lo sviluppo della vite. Dopo vedremo le varie diversità anche della vite. 10-20 gradi che corrispondono, vedete, ai paralleli qua 50 e 68, tra 50 e 68 è il parallelo nord, e dopo invece abbiamo quelli sud, dell'emisfero sud, perché sono ovviamente speculari. Okay? E infatti per capire come si sviluppano i diversi vitigni sono stati anche creati degli indici, questi sono degli indici bioclimatici, dove non stiamo a vederli, giusto per sapere, che sappiate insomma che c'è anche questa cosa qua. Gli indici bioclimatici sono tutti su base 10, 10 è considerato 10 gradi, è considerata la temperatura di base, diciamo, della vite, ok? Dopo in verità, se andassimo a vedere meglio, ogni fase di crescita della vite ha una temperatura di base diversa, però andiamo a complicare. Però diciamo che questi indici bioclimatici sono molto usati per caratterizzare tutta la viticoltura del mondo, perché grazie a questi indici bioclimatici, per esempio, noi possiamo classificare i diversi vitigni in base al fabbisogno di calore che hanno, ok? Perché ogni vitigno ha diverse esigenze di calore. Ci sono vitigni che con una determinata quantità di calore maturano, ok? Magari molto poca, tipo vedete Pinot Nero è un vitigno che riesce a maturare con poco calore. Infatti con un accumulo di 1200-1400 gradi giorno su base 10 nella stagione riesce a maturare, mentre altri, tipo non lo so, il Refosco, Pignoletto, il Trebbiano Romagnolo, altri, qua sono tutte le classificazioni, hanno bisogno di molto più calore per maturare. Quindi questo ci fa già capire che non tutti i vitigni sono adatti per ogni zona. Okay? Se abbiamo una zona fredda, coltiviamo vitigni che hanno una maturazione precoce, quindi riescono a maturare anche con poco calore. Viceversa, se abbiamo una zona calda, molto probabilmente se abbiamo un vitigno come il Pinot Nero non riusciamo a farlo perché è troppo caldo e quindi roviniamo la qualità del vitigno. Bene, sulla base di questo l'Europa ha diviso, già a livello europeo, si dividono le zone in base a quanto accumulano calore, no? Quindi si consiglia la coltivazione della vite, di determinate tipologie di vite, in funzione della zona in cui si è. Vedete, le zone più fredde ovviamente sono queste, Germania e Inghilterra, che Inghilterra sembra assurdo, ma tanti viticoltori della Champagne adesso vanno a coltivare in Inghilterra, perché in Champagne è troppo caldo. Ok, Champagne dovete considerare che qua sopra, ok? Esatto, è troppo caldo per produrre per quell'obiettivo enologico, vedremo. È fondamentale capire l'obiettivo enologico che noi abbiamo, okay? E tanti vanno a coltivare nel sud dell'Inghilterra perché fa più freddo e quindi riusciamo ad ottenere più acidità, che credo lo vedremo. Tipo noi in Nord Europa, Nord Italia, scusate, soprattutto i Friuli, che vedete qua,
noi siamo considerata zona C2, viene denominata, e in base a questa zona qua sono concesse determinate pratiche enologiche, ok? Per esempio in Francia, per fare un esempio stupido, in Francia che abbiamo delle zone B e C1, quindi molto fredde, se vedete la zona C1 è come la Valle d'Aosta, come il Trentino Alto Adige, ok? Quindi zone più fredde, ok? Pensate la B che è ancora più fredda, la Svizzera sarebbe B per dire, però la Svizzera non è comunità europea. E in Francia, ma anche in Germania, si può arricchire il vino con lo zucchero, ok? Cioè, sapete che voi che noi non possiamo aggiungere zucchero per fare il vino. In Francia si può, ok? Non sarebbe niente, aggiungere zucchero non è una frode di chissà che cosa. Noi non possiamo aggiungere zucchero, possiamo aggiungere un mosto concentrato rettificato, si chiama, che è un prodotto ottenuto dall'uva che viene prodotto al sud essenzialmente perché hanno tanta uva, allora viene fatto questo mosto concentrato. E si può arricchire le uve, se non hanno abbastanza grado per arrivare a un grado alcolico minimo, si possono arricchire con questo. In Francia possono usare direttamente i Ridania, zucchero. Ok? Ma non è, vi dico, è una quasi concorrenza sleale secondo me. Comunque, vabbè, questa è la mia opinione. Eccoci qua. Allora, in base a questi indici bioclimatici hanno diviso. Questa è una ricerca che ha fatto l'Università di Adelaide, ok? Quindi siamo in Australia, però è molto carina secondo me questa cosa qua. Hanno diviso le diverse varietà in base al fabbisogno di caldo che hanno, ok? E hanno consigliato in base alla zona, quindi che sia fredda, temperata, calda o molto calda, il vitigno che è meglio coltivare in quella zona, ok? Per esempio, vedete, se abbiamo una zona fredda, e dopo vedremo quali sono, consigliano di mettere Müller-Thurgau, Pinot Grigio, Gewürztraminer, quindi Traminer aromatico, Riesling, Pinot Nero, perché sono varietà che riescono a maturare in queste zone qua. Okay? Se noi la mettessimo in una zona troppo calda, otterremo un prodotto non qualitativamente buono. Faccio un esempio, il Müller-Thurgau, che è coltivato in maniera abbastanza importante dove in Italia? In Trentino, in particolare in Val di Cembra, non so se mai siete stati in Val di Cembra, ve la consiglio se volete andare, e ci sono vitigni coltivati a 1000 metri di altitudine, okay? Perché riesce a maturare molto bene. Un altro che viene coltivato abbastanza su è il Riesling, una varietà che a me piace molto. Il Riesling, se avete mai sentito Riesling Renani, ok? Da Valle del Reno, quindi siamo su, molto su, e a me vini per esempio molto piacciono. Oppure Pinot Nero e Chardonnay sono i due vitigni principali per la produzione dello champagne. Lo champagne, il primo vitigno è lo Chardonnay, secondo il Pinot Nero, dopo c'è il Pinot Meunier e qualcos'altro del simile. Una zona, la Champagne, molto fredda, perché siamo a nord, ok? Clima continentale molto fredda, anche se ultimamente con il riscaldamento globale, che purtroppo c'è, lo vediamo anche adesso, tendono le grandi, diciamo, cantine vanno a coltivare, come vedete, in Inghilterra. Vi ho messo qua io una barra per farvi capire dove siamo in Friuli Venezia Giulia, in che zona siamo. Noi abbiamo mediamente una temperatura media, perché questa è la temperatura media in stagione, quindi da aprile a ottobre, perché la stagione è la vite, noi abbiamo su per giù 18 gradi medi, ok? Anche se dopo adesso stiamo andando più verso i 19 che 18 in verità, pian piano, no? Quindi andiamo verso dei vitigni che magari anche qua non abbiamo coltivato, anche coltiviamo. Scusa, sì. Giusto così, no? Guarda, cioè, se quella dopo viene a 19 gradi, cioè se noi aumentiamo di 2 gradi la temperatura media nostra, praticamente sei fuori da guardate che è un problema questo, la viticoltura, perché cosa succede? Ho sentito l'altro giorno una conferenza molto carina sui cambiamenti climatici, eccetera. Praticamente cosa succede? Si sta alzando il livello del Sahara, ok?
Il Sahara si sta spostando, cioè il caldo, okay, si sta spostando sempre più verso nord, questa risalita, okay, ma vediamo la risalita dell'alta pressione, no? D'estate vediamo che c'è, come si chiama, l'anticiclone africano che viene su in maniera importante, abbiamo dei giorni di stabilità molto importanti anche a 40 gradi, no? 40, qualcosa. Eccoci, si sta per una questione di giri di aree degli Alisei che spostano su, c'era tutto un fenomeno da meteorologi, okay? Da climatologi, eccetera. Stiamo lentamente alzando il Sahara, e per dire il Sahara meridionale si sta inverdendo. Cioè non è che aumenta la zona desertica, si sta solo spostando verso nord, perché il Sahara alla fine ce l'abbiamo a 1000 km da quasi, non è che insomma in linea d'aria, non è che va tanto lontano. Ecco, e per fenomeni globali, aumento di CO2, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque il cambiamento climatico lo vedremo. Bene, non voglio tediarvi, voglio solo darvi degli spunti. Allora, vedete come questa cosa vi riporta? Vi riporta la superficie viticola per varietà, qua magari non le vedete, ve le dico io, per varietà coltivate nelle diverse tipologie di clima, quindi clima freddo, temperato, caldo e molto caldo. Okay? Vedete che il Müller-Thurgau infatti è il primo vitigno che viene, proprio per le sue caratteristiche, okay, che vuole climi freddi, viene coltivato in aree fredde o temperate per il 99% dei casi, e qualcosa, pochissimo, si trova anche un po' di Müller-Thurgau in Friuli, però non è proprio il suo, ok? Un altro è il Gruner Veltliner, ok? Una volta difficile da dire, che per esempio è coltivato molto in Austria, che è un vitigno coltivato molto in Austria. E dopo avete tutti i vitigni, però oltre a questa, che lasciatemi che trova, volevo farvi vedere questa, eccoci qua. Qua invece, qua vi mette i vitigni, qua vi mette la superficie abitata per paese, ok? In base al clima che ha. Vedete, la Svizzera, per dire, ha un clima freddo e temperato. Andiamo a vedere dove siamo noi. Eccoci qua, ve l'ho evidenziato. Qua in Italia, vedete, essenzialmente abbiamo un clima molto caldo, normale, no? E con qualcosina di freddo che è dovuto a Val d'Aosta e qualcosa di Trentino. Se vogliamo mettere anche lì la Valtellina forse, okay? Quindi Sondrio, zone molto in su, però prevalentemente abbiamo un clima molto caldo. Okay. Bene, volevo farvi vedere giusto il Friuli. Questa è la sommatoria termica, quindi quei famosi gradi Windler, no? Gli indici che vi ho detto, bioclimatici, per farvi vedere come siamo noi. Vedete, più siamo in montagna, più fa freddo, più fresco, normale, meno sommatoria termica. Mediamente dove si coltiva la vite, in Friuli nel 2022, questa è la situazione del 2022, andiamo dai Nimis qua, ok, che è le Nimis che accumuliamo 1500 gradi giorno, ok, fino a Grado, ok, qua che comunque si coltiva qua a Grado Lignano, il Latisanese, no? Qua passa a 2000-2100 gradi giorno, quindi molto caldo. Okay. Ve lo far vedere anche la situazione delle piogge, no? Italia e Friuli. Allora, il Friuli è il pisatoio d'Italia, non lo sappiamo, una volta, sì, però comunque rimane lo stesso, e la zona più piovosa del Friuli sono i Musi. Avete presente i Musi? Eccoci, che sono chi? Okay, infatti più ci avviciniamo alla zona collinare morenica, che sono Cassacco, Tarcento, quelle zone là, più al blu continuo, no? Poi sul nulla al blu, al Gotte, perché siamo vicini ai Musi, che è la zona più piovosa d'Italia, e del Friuli. Per darvi un'idea, nel 2014, che è stato uno degli anni più piovosi, a Musi, la stazione centralina di Musi dell'Osmer, ha registrato 5.000 mm in un anno, vuol dire 5 metri di acqua. 5.000 mm. Okay. Per farvi capire, questa è la situazione invece del 2022, abbiamo 2.100 mm comunque a Musi. Che significa 15 litri per metro quadrato al giorno. Ecco, sì, sono tanti. Sono tanti. Bene, più vi avvicinate ai Musi, più piove. Questo è, ok?
Questo è per farvi vedere un po' la situazione. Comunque ha piovuto poco quest'anno, però questa è la situazione che si verifica un po' sempre. È a Tarvisiano, per dire, il Tarvisiano e anche l'Alta Carne non sono molto piovoti, per dire, per assurdo. Piove tanto nella pedemontana. Vedete? Qua. Ok? Poi Musi. Voi ricordate Musi, siete a posto. Perché No. è evidenziata quell'area? Come dico? Quell'area è evidenziata. Questa? Sì, ma quella sotto. Ah, scusate, purtroppo queste sono carte derivate dal mio lavoro, ok? Quindi che ce le fornisce Osmer, ok? Andrea Cicogna che è molto bravo, però le uso per un lavoro che dopo vi faccio vedere dei colli orientali. Questa è la zona dei colli orientali, ok? Della DO Friuli Colli Orientali, tutto lì. Qua vi riporto solo velocemente, ma dopo lo vedete. Qua io ho riportato tutte le annate per vedere quali sono le annate più calde, più piovose e più siccitose d'estate. Praticamente vediamo come il 2022, qua avevo evidenziato il 2022, ma per vedere, è stato un anno ovviamente molto caldo e poco piovoso, no? Però ci sono stati anche anni meno piovosi. Il 2006, per dire, è stato meno piovoso, il 2018 è stato ancora più caldo del 2022 in annata, ok? Però adesso stiamo vivendo una siccità che è partita da giugno 2021. Stiamo ancora subendo la siccità del giugno 2021, ok? Quindi purtroppo quest'anno partiamo molto male perché abbiamo meno riserve dell'anno scorso. Non abbiamo ancora recuperato. Ah, giusto per farvi vedere, questa è le temperature medie annuali stazione di Udine dal 1900 al 2022, quindi abbiamo qualche anno lì. Quali sono i vitigni che sa già trattare di meno quei Friuli? Trattare? Sì, quelli che i più resistenti. Allora, sapete che la rogna nera, non so se lo sapete, ma ve lo dico, la rogna nera per la vite in Friuli, ma nel Triveneto, è la peronospora, di cui è nel parlato. Bene. La peronospora viene con la pioggia, ok? Quindi più piove più peronospora, come tanti frutti, bene. Ci sono dei vitigni che ovviamente hanno una sensibilità, tutti i vitigni, diciamo, dei vitigni vinifera sono sensibili a peronospora. Ci sono dei vitigni più o meno sensibili, come è vero. Se vogliamo mettere un grado di sensibilità, allora dipende, perché abbiamo una sensibilità diversa tra foglia e grappolo, ok? Qualche vitigno che è più sensibile su foglia, qualche vitigno che è più sensibile su grappolo, qualcuno tutti e due. Se dobbiamo fare una scala, allora mettiamo una scala, allora sensibilità su tutti e due gli organi, foglia e grappolo. Abbiamo la glera, prosecco, Come più sensibili. come più sensibile, il verdotto friulano, è una bella bestia anche quello, lo chardonnay, ok? Per quanto riguarda la foglia, il pinot, per quanto riguarda il grappolo, il merlot. Il merlot ha una sensibilità su grappolo omicidiale, se rischiate di recupero. Per quello che riguarda il refosco. Refosco è una varietà abbastanza tollerante su tutto, come anche il Tokai. Il Tokai, allora non ti dico che è una varietà resistente o tollerante, rispetto a glera ha una sensibilità minore, però è comunque sensibile. Dopo ci sono invece varietà nuove che hanno creato, ok? Varietà resistenti, barra un po' più tolleranti direi a peronospora, che sono altre varietà però, ottenute dall'incrocio con varietà americane e asiatiche. Piccolite, anche quello abbastanza sensibiletto sul grappolo e su foglia anche, è abbastanza sensibiletto. Scusa, e i pivi? Sì, esatto, no? I pivi sono quei vitigni, ok, che sono stati, diciamo, allora, sapete che, ricapitoliamo dall'inizio, non si è parlato degli ibridi produttori diretti, ok? Quindi queste varietà tipo il Bacò, il Fragolini, queste robe qua, ok? Che sono degli ibridi produttori diretti, quindi ibridi di primo incrocio tra una vite vitis vinifera e una vite americana, ok? Queste danno resistenza alla malattia. Infatti avete l'American che si ammala poco, voi avete i bressodi americano, no? Che non si ammalano né trattate, ok? O si ammalano molto poco, nelle annate più sfigate, bene. Adesso sono stati
creati ma da più gruppi, tra cui adesso anche l'Università di Udine insieme all'IGA, Istituto di Genomica Applicata, che sono stati anche quelli che hanno sequenziato il genoma della vite, sono stati creati dei vitigni resistenti a tolleranti, chiamiamoli tolleranti alla peronospora, ok? Peronospora oidio, facendo degli incroci, ok? Incrociando la vite per esempio di Tokai con una vite americana, ok? O una vite asiatica, per esempio si chiama bianca, ok? Quindi cosa hanno fatto? Hanno preso da Tokai bianca, li hanno incrociati e hanno ottenuto una vite. Questo è l'ibrido prodotto dall'idetto, ibrido di prima generazione. Questo ibrido qua l'hanno incrociato di nuovo con Tokai più e più volte per ottenere dei figli, okay, delle viti che sono molto simili a Tokai, per dire, però non sono Tokai perché noi non siamo i nostri genitori, ok? I nipoti non sono simili ai nonni, ok? Hanno delle caratteristiche in comune, magari della fisionomia, eccetera, ma non sono la stessa persona, ok? Quindi hanno ottenuto dei vitigni che sono tolleranti, ma non sono Tokai, sono figli di Tokai, ok? Non saranno mai Tokai, non saranno mai Sauvignon, sono delle altre varietà tolleranti a queste malattie, quindi hanno delle caratteristiche, diciamo, qualitative buone, ok? Non si può scrivere Tokai, ovviamente, anche se sono figli di Tokai, perché li chiami, per esempio, Sorelli, si chiamano Flirtai, hanno questi nomi qua, e hanno la positività che sono, diciamo, tolleranti alle malattie, quindi molto poco suscettibili. Però c'è da dire che facendo questo lavoro è stato in progresso un gene di resistenza, ok? Sappiamo che in natura niente è eterno, l'evoluzione col patogeno porterà a superare questo genere di resistenza, perché il patogeno evolverà e riuscirà a resistere a questo fenomeno di resistenza, okay? Quindi lo supera e quindi via avanti, quindi prima o poi diventeranno anche non più resistenti, okay? E infatti adesso si stanno facendo degli ibridi ancora più sviluppati, però è sempre più difficile, dove si dice si pirimidizzano, okay, le resistenze, cioè si mettono più geni di resistenza all'interno delle viti, così è più difficile che il patogeno riesca a superare questa resistenza. Andiamo veramente oltre, sì. Angelo, per quanto riguarda Mal dell'Esca, sì? Proselva dorata, Oso, come... Sì, è globale questa roba. È impegnativa. Non c'è cura. No, allora sì, ecco, tutte queste qua vengono classificate come malattie del legno, ma sono due cose diverse, mentre il mal dell'esca è provocato da un complesso di funghi, ok? Il mal dell'esca, diciamo, c'è sempre stato, già Plinio, okay, per tornare veramente all'epoca che fu i romani, lo descriveva, il mal dell'esca, cioè una malattia che c'è da una vita, ok? Su cui non si può fare niente, a parte qualche intervento agronomico, ok? Ma non c'è una cosa risolutiva. La flavescenza dorata, il primo rinvenimento è stato in Francia, mi pare nel 1957, anni 50, tutto lì, per adesso la storia è sempre, diciamo, un po' in deficit con le date. Comunque è stata rinvenuta, questa è una malattia dovuta a un particolare batterio, mettiamolo così, che è privo di parete cellulare, quindi si chiama fitoplasma ed è una via di mezzo tra un batterio e un virus, mettiamolo così, ok? Vive all'interno dei vasi, ok, della pianta e porta alla morte della pianta. Ed è una malattia considerata epidemica, cioè vuol dire che in poco tempo riesce a diffondersi molto velocemente ed è una malattia attuale perché stiamo facendo martedì prossimo sarà un convegno, sarò relatore in un convegno, stiamo facendo come tecnici molta, diciamo, battaglia, no? Su questa malattia, perché è una malattia che si sta diffondendo molto. Sono le cimatrici che dicono che... No. Viene trasmessa esclusivamente da un vettore animale che è una cicalina. Non ci sono, dal punto di vista meccanico non viene trasmessa. Il mal dell'esca è diverso, la flavescenza viene trasmessa per via biologica,
perché il fitoplasma, se sta all'esterno del patogeno, come un po' il virus, non sopravvive. Okay? È come la malaria per noi. Okay? La malaria viene trasmessa da una zanzara. Okay? Se la zanzara viene trasmessa, se no la malaria non viene trasmessa da altre persone, la stessa la flavescenza. È un po' la malaria della vita. Però non voglio allungarmi troppo sicuramente, facciamo un corso di fitopatologia che vabbè, a me piace, per amor di Dio, possiamo stare tutta la notte, però è un problema. Vi dicevo, dal punto di vista delle temperature, guardate, vi riporto la media, le temperature di 122 anni, sono un bel po', che mi ha dato il dottor Cicogna dell'Oscar, persona molto brava, e qua mi riporta, vedete, il cambiamento. Allora, ogni anno, ogni 30 anni, essenzialmente, abbiamo avuto un incremento, ma diciamo fino al 1990 era abbastanza, diciamo, contenuto, e adesso siamo in un aumento veramente esponenziale delle temperature medie. Guardate qua, siamo passati, questa è temperatura media annuale, okay? Siamo passati da una temperatura media di essenzialmente 12 gradi su per giù a una temperatura media di 13,5, un grado e mezzo in più, che sembra poco ma è tanto. E a livello globale, sentivo proprio questa conferenza, una delle cose che influenza di più è la temperatura degli oceani. Se si aumenta la temperatura dell'oceano, soprattutto l'oceano Pacifico, perché dovete pensare che l'oceano è veramente una vasta massa d'acqua enorme, se si aumenta la temperatura di quell'acqua lì, il volano termico che riesce a dare l'oceano Pacifico riscalda tutto l'ambiente. Infatti ci sono anche delle teorie di tipo quando era eruttato dei vulcani strani, adesso non mi ricordo più il nome, era eruttato e aveva fatto questi pulviscoli a livello, diciamo, di globo, e il pulviscolo riduceva la luce che filtrava a livello terrestre, no? Quindi scaldava di meno l'oceano Pacifico. Quindi ha un po' aiutato, insomma, il riscaldamento globale. Quindi ci sono anche delle tecniche che pensano di, diciamo, tipo offuscare un po' la cosa per ridurre questa roba. Però, vabbè, sono tutte teorie, Però, per farvi vedere che il riscaldamento globale non è una sciocchezza, è una verità. E proprio quello globale è 1 grado e 1, è in Friuli 1 grado e mezzo. Non è vero. Bene. E questo influisce sulla vite, ok? Infatti qua vi riporto, sempre che mi ha data il buon Andrea, vi riporto il Winkler, quindi sempre questo accumulo termico, okay, che usiamo per distinguere la vite, quale vite riesce a crescere meglio in determinati climi. E vi riporto, guardate, il Winkler medio dal 1961 al 1990, quindi fino al 990, era quello rosso, vedete? Accumulavamo su per giù 1500-1600 gradi al giorno. Adesso siamo arrivati al Winkler 2022, nel 2022 abbiamo accumulato 2200, un bel po'. Quindi, purtroppo, o per fortuna, non lo so, anche il panorama viticolo forse dovrà cambiare. Cioè, noi siamo abituati a coltivare il Tokai, no, il Chardonnay, quell'obiettivo enologico, ma forse con questo cambiamento climatico o dobbiamo andare più a nord a coltivare la vite, o dobbiamo cambiare varietà, o dobbiamo cambiare tipologia di vino che otterremo, non lo so. Mettiamo brevi. No, mettiamo nel piano. No, aspetta 30 anni per me. È sbagliato dire che saranno troppo i rossi. No, non è sbagliato. Non è sbagliato. Determinate tipologie di rosso. Il pino nero abbiamo visto, no? No, niente. Vado proprio veloce perché sennò non riusciamo a fare un tubo, vabbè, è un po' quello che facciamo. Qua volevo giusto farvi una panoramica delle DOP del Friuli, perché magari, non so, magari le sapete? No? Ecco, perché tante volte uno è in Friuli, non sa, c'è il DOP, no? Vabbè, comunque giusto per dare una piccola panoramica delle DOP a livello regionale, abbiamo in giallo la DOP Friuli Grave, che comprende tutte diciamo, la provincia di Pordenone, la provincia di Udine, la zona pianeggiante delle grave proprio, no? Gli sgraffi,
E l'alta pianura, cioè la zona anche delle colline moreniche, quindi San Daniele, Pagagna, Moruzzo, quelle robe lì. Bene. E qua abbiamo quindi due tipologie di terreno, infatti dopo lo vedremo, tipologia di terreno con molto scheletro in tutta la parte pianeggiante e tipologia di terreno morenico, quindi originato dai ghiacciai nella zona a nord collinare qua. Questa verde che vi dicevo è la zona dei colli orientali dove lavoro io, che sono tutti terreni di Ponca, e dopo lo vediamo nel dettaglio perché vi farò Ponca, ma dopo lo vediamo. E come questa è la zona collinare est della provincia di Udine, ok? Dopo qua c'è il Collio, allora tanti no? Il Collio, sei andata a Nimi, sei andata al Collio? No, a Nimi sono i colli orientali, il Collio è a Cormont, Plessiva, non so, Slavia, Saffrone del Collio, Doligna del Collio, lì siamo in Collio, è la zona collinare della provincia di Gorizia. La zona collinare della provincia di Udine sono i colli orientali. Tipo, sei andata a Buri, sei là sul Collio, no? Sono andato sui colli orientali. Sei là sta mangiando in Badie, no? Sono andato sui colli orientali, ok? Bene. E qua se vedete ci sono due cluster, dopo non voglio tagliarvi, ci sono, oltre alla DOC colli orientali, ci sono, comprende le uniche DOCG della regione. Nella regione ci sono 3 DOCG, essenzialmente, che sono i piccoli, DOCG Colli Orientali del Friuli Piccoli, che è una DOCG Rosazzo, che è questa qua, questa marroncina qua, che comprende l'areale dell'abbazia di Rosazzo, che siete mai stati, ed è un bianco, ok? E DOCG Ramandolo, che tutti conoscete, Ramandolo, no? Ottenuto dalle uve Verduzzo, però prodotto a Ramandolo. Solo a Ramandolo si può produrre Ramandolo e assedili, ok? Di tercento. Bene. Solo lì ottenete, è una DOCG, ok? Quella fascetta. Boh. Dopo avete, quindi abbiamo detto Collio, quindi zona collinare della provincia di Gorizia, l'Isontino, zona pianeggiante della provincia di Gorizia, questa qua, questa verdolina qua. Avete la DOC Carso, che comprende tutta la provincia di Trieste, e l'altopiano doriziano, che è il Carso doriziano, che è praticamente sopra Sagrado. Avete presente dove c'è Castelvecchio? Castelvecchio è DOC Carso. Bene. Dopo passiamo in Torre, no, e arriviamo in provincia di Udine, perché qua è Gorizia, e abbiamo la zona dell'Aquileiese, DOC Aquileia, che va da Palmanova fino giù ad Aquileia, fino a Grado. Grado è in provincia di Gorizia, quindi in centro, no? Bene. Dopo abbiamo la zona dell'Agna, che è di più recente storia, diciamo. È una zona intermedia dove c'è Carlino, Muzzana, queste zone qua è la DOC Agna. E l'ultima è la DOC Latisana, che abbiamo la zona di Precenicco, Latisana, e andiamo giù fino a Lignano. Ok? Questa è la zona della DOC Latisana. Se vedete in grigio c'è anche questa qua, perché in Friuli abbiamo anche una DOC e DOCG interregionale, che è il Lison Pramatorre. Avete mai sentito? La DOCG Lison è una DOCG che fa Tokai, solamente Tokai. Okay? Se voi prendete una bottiglia avete qua una bottiglia, mettete questa, leggete DOCG Lison, sapete che è Tokai. Bene. Il friulano mezzo Veneto, esatto, che era bellissimo. E tutto fa parte, vedete c'è una linea tratteggiata, tutte le DOC storiche vengono raggruppate insieme da una DOC, diciamo, superiore, quindi come superficie, che è la DOC Friuli, che è nata, cos'era, 2017? È nata qualche anno, 5 anni fa. DOC Friuli, bene. Era giusto per un dettaglio delle zone DOC, ma io dopo anche vi lascio la presentazione, non so se serve, se volete mandare. Non vi sto a tediare sulle varie difficoltà. Eccoci, volevo parlare dei terreni per far capire la diversità dei terreni. Qua è anche pochissimo dettagliata questa cartina. Sembra tanto dettagliata, ma è poco dettagliata, vi posso assicurare. Vabbè, solo per dire cosa macroscopicamente. Abbiamo detto
zona delle colline moreniche, quindi formate dai ghiacciai, sopra qua, no? Quindi da San Daniele fino a Tarcento, su per giù. Tutta la zona pianeggiante qua, tutta la zona di grave derivata dalle piene, no? Del tagliamento e del torre, ok? Quindi tutta la zona di sassi essenzialmente. Tutta la zona, diciamo, sud è zona abbastanza di terreni abbastanza pesanti, ok? Perché? Perché tutti i limi vengono trasportati dai fiumi e vanno a finire nelle zone più basse, ok? Quindi sono terreni abbastanza pesanti. Però noi adesso ci soffermeremo sui colli orientali dove lavoro, che è lo stesso terreno del Collio, stessa cosa, che si chiama Ponca. Adesso ve le faccio vedere. Ecco, questo è il dettaglio un po' più dettagliato della zona dei colli orientali, dove abbiamo 3 tipologie di terreno. Vedete che c'è il marrone, abbiamo 2 tipi di marrone, un marrone un po' più scuro e un po' più chiaro, però marrone. Dopo c'è un ocra e c'è un coso azzurrino. Vi faccio vedere nel dettaglio, che è un lavoro che abbiamo fatto, eccoci qua, è un lavoro che abbiamo fatto lo scorso anno, quindi sono foto dell'anno scorso, recenti, dove andiamo a caratterizzare i vari tipi di terreno facendo i profili. I profili vuol dire scaviamo e vediamo com'è il terreno. Bene. Siamo andati a Nimis, ok, questo era Nimis per dire, qua abbiamo fatto 2 profili in 2 terreni di Ponca. Ponca che cos'è? È un terreno che è un terreno derivato dall'azione, si chiama un terreno stratificato, derivato dall'azione del mare, ok, che ha compresso sabbia e argilla, okay? E dopo lo vedremo nel dettaglio, vi faccio vedere un dettaglio di come è fatto. Questo giusto per farvi vedere come ci sia una diversità molto importante tra le colline. Questi sono 2 profili in 2 colline opposte, okay? Quindi una di fronte all'altra, queste qua, e profili di anche profondità molto diversa. Qua avevamo una profondità di 1,40 m, qua una profondità di 35 cm. Capite che la vite, se vive in un terreno o in un altro, non è la stessa cosa, perché questa roba qua, se la vite vive con una profondità abbastanza radicale, riesce a svilupparsi ovviamente un buon apparato radicale e di conseguenza un buon apparato vegetativo. Se ha 30 cm, vedete come è molto meno sviluppata. Questa è un'immagine che ho trovato, però è così effettivamente. Infatti comunque tutte le zone collinari hanno una bassa vigoria, si produce molto poco, per quello comunque la qualità è anche delle due alta. Il vino di qualità si fa in collina lì, perché le vigorie sono basse, si produce poco. Il massimale di produzione di colli orientali sono 110 quintali ettaro, okay? La produzione vera sono 76 quintali ettaro, quando il prosecco fa 180 per danni. Sarà bene. Sì, io da disciplinare 180. Dopo non voglio intromettere. Esatto, qua non so se riuscite a vederlo, qua ci sono ancora perché si fa con uno scavatore, qua c'è ancora il segno della penna che non riusciva ad andare più sotto perché è roccia madre, è tutta roccia e quindi non riesce neanche ad andare da vite. Il dettaglio è questo, ecco, questo è il terreno di Ponca, se vedete si chiama fleece perché è un'alternanza tra strati di sabbia e argilla, vedete che è stratificata. Pian piano cosa succede? Questa roccia qua si disgrega, diventa terra e pian piano la vite riesce a crescere. Un terreno povero di base, però per la vite è ottimale perché trattiene bene l'acqua e quindi infatti di base nelle colline intanto non c'è irrigazione, però di base non serviva fino a quando non c'è il cambiamento climatico perché se non piove comunque serve l'acqua. Ha detto terreno calcare. No, argilla e sabbia, argilla. Il calcio lasciamo no. E il contenuto organico di sta roba, come passa? Sostanza organica dipende, molto varia. E ovviamente hai più sostanza organica nei terreni un po' più di fondovalle, ok? Però vai su 2, ok? Quindi un terreno comunque sostanza organica c'è, però dipende tanto da dove sei originato, okay, questo terreno. Se è un terreno di punta di collina e meno sostanza organica, quindi c'è più sostanza organica, perché pian piano viene rilevata verso le profondità. E questo è un terreno di quelli ocra,
che è praticamente un'argilla di ponca. Come abbiamo detto, con gli elementi atmosferici la ponca si disgrega, va a finire nei fondovalle, e nei fondovalle troviamo questa roba qua, che è praticamente sostanzialmente argilla. Resta tutta l'argilla. Vedete un terreno molto più pesantino, no? Si vede già da qua questa struttura plastica del terreno. Okay? È un terreno che tiene molto l'acqua, per dire Madone, sono robe di Madone. Bene. L'altro terreno molto differente sono derivati questo azzurrino, è derivato dai depositi alluvionali di ghiaia e sabbie, perché vedete che mi sono dilungato. Vedete queste introgressioni, no, dei fiumi, okay? Questi hanno originato tutti questi terreni qua, che sono fiumi derivanti in realtà dallo scioglimento dei ghiacciai, okay? Perché una volta qua c'è, con l'ultima glaciazione laburniana, okay, era tutto un ghiacciaio. Questo si è sciolto, ha fatto dei corsi d'acqua, okay, che hanno dato la formazione a questi terreni qua, che sono così. Eccoli qua, glaciers, ok? Vedete la differenza è molto sostanziale. Capite che la vite, se cresce in un ambiente o in un altro, non è la stessa cosa. Okay? Qua ovviamente la vite ha molti più problemi dal punto di vista di meno problemi di asfissia radicale, perché tiene meno l'acqua, però più problemi di siccità. Okay? Bene, dopo qua volevo portarvi una nuova esempio, una cagata. Invece volevo collegarmi 10 minuti proprio, perché sennò dopo ditemi voi quando siete stufi, sulla maturazione dell'uva, no? Per darvi degli elementi dopo per riuscire a passare al vino, ok? Perché adesso abbiamo visto un po' dal punto di vista ecologia, volevo farvi vedere che cos'è alla fine l'uva, no? Perché dopo fa trasformare in vino. Bene. Allora, questo vi ho stilizzato, ho fatto io un disegnetto dell'acino, ok? L'acino è formato da 3 elementi essenziali che sono la buccia, la polpa e i vinaccioli. Nella buccia è contenuto praticamente, per quanto riguarda le uve rosse, il colore. Il colore è tutto nella buccia, ok? Non è presente nella polpa. Se voi prendete un grappolo di merlot, lo aprite, vedete un acido, lo spremete, vedete che la buccia è in colore. Cioè la polpa è in colore e la buccia è colorata. Tutto il colore deriva dalla buccia ed è dato dalle sostanze che si chiamano antociani, e dopo le vediamo se riusciamo. Per quanto riguarda i vini bianchi, però la buccia è importante perché presenta gli aromi. Gli aromi sono presenti in buona parte nella buccia. Nella polpa invece cosa abbiamo? Abbiamo zuccheri acidi. Zuccheri ci servono per il grado alcolico, perché lo zucchero viene trasformato da lievito in alcol durante il processo di fermentazione. E dopo abbiamo gli acidi che ci danno l'acidità proprio del vino, che è importante perché la freschezza del vino bianco è data dall'acidità ed è molto importante. E lo vediamo anche ai tipi di acidi. E in più dopo abbiamo i vinaccioli, che non sono altro che i semi, i pigli, okay, che ci danno invece i tannini, quindi la stringenza. Se voi mangiate dei tannini, dei vinaccioli durante la maturazione dell'uva, li mangiate, dopo sentite i tannini. I tannini non è altro che, per farvi un esempio, il cacco non maturo. Il cacco è maturo, avete presente all'è, ok? Quando si dice all'è, quelli sono i tannini, ok? Che danno perché? Perché sono queste sostanze molto reattive che mangiandole interagiscono con la saliva, con la ptialina della saliva, e praticamente vi fanno la secchezza, si chiama secchezza delle fauci, ok? Quindi vi lei, ok? Questi sono i dovuti ai tannini, quindi vini molto tannici, avete questa sensazione, cioè qualche rosso, non so, se assaggiate un pignolo, ok, non so se avete mai bevuto, all'è, ok, perché hanno una quantità di tannini molto elevata. Bene, questo per dirvi solo che l'uva matura, ci sono vari tipi di maturazione, considerata dal punto di vista enologico, ok? L'uva matura non per farci un piacere a noi per fare il vino, ma per produrre dei vinaccioli, quindi dei semi maturi per diffondere la specie. Okay? A noi però dal punto di vista nostro di fare il vino ci interessano altri tipi di maturazione, che sono maturazione tecnologica, fenolica, aromatica. Quindi una maturazione di zucchero e acidità, quindi avere un rapporto buono tra zucchero e acidità per ottenere a fare un vino dopo, quindi un giusto contenuto di zucchero per riuscire a produrre totalico i 12 gradi alcolici, ok? E anche però un'acidità buona, perché? Perché un vino senza acidità è un vino morto, cioè non riuscite a berlo, ok?
ok? Se voi beveste tipo la Coca-Cola senza acidità che gli mettono l'acido ortofosforico dentro, se voi bevete la Coca-Cola senza acidità è solo zucchero, è acido, non lo bevete. Bene. Maturazione fenolica dovuta antociani, quindi il colore e i tannini, okay? Devono essere mature queste componenti, e aromatica vuol dire che deve avere aromi, okay? Ma lo vediamo veramente in velocità. Questo è un piccolo schemetto, è molto complesso in realtà, di maturazione, di cosa succede durante la maturazione dell'uva, dalla fioritura fino alla vendemmia. In soldoni, ve l'ho messo qua, molto semplice, l'acino si forma, abbiamo questa fase che è l'invaiatura vuol dire cambio di colore, ok? Quindi quando l'uva nelle varietà vacca rossa diventa colorata e nelle varietà vacca bianca diventa traslucida, bene, ok? Da qua in poi, da questo periodo qua, mentre in questo periodo qua l'acino cresce di dimensioni, da questo periodo in poi qua inizia a maturare, quindi inizia a accumulare zuccheri e diminuire acidi. Essenzialmente la maturazione è questa qua. Abbiamo un incremento di peso dell'acido, di zuccheri, di colore, quindi diventa sempre più colorato, e un aumento di aromi. E diminuisce l'acidità. Essenzialmente. Okay? Molto semplice. Questa è la stessa identica cosa, sono dati reali, per dire cosa? Che zuccheri abbiamo all'interno del... Vedete, la curva rossa aumentano gli zuccheri durante la maturazione, la curva blu diminuiscono gli acidi. Che zuccheri abbiamo? Glucosio e fruttosio dentro l'uva, tracce di saccarosio che serve per trasportare gli zuccheri all'interno della pianta. E dopo, come acidi principali, acido tartarico, acido malico e acido citrico. Io ho messo il limone, ma l'acido citrico è veramente irrisorio, prevalentemente acido tartarico e acido malico, che è una sensazione di mela acerba che diminuisce con la maturazione. Qua avevo messo un dettaglio di quali sono le varietà più zuccherine e più acide, per dire la Malvasia istriana è una delle varietà che accumula più zuccheri in assoluto. Voi infatti se andate a prendere una bottiglia di Malvasia, girate, trosgrassate, quindi sgrassi, accumula molto, ok? Mentre la ribolla gialla, per dire, è una varietà che accumula sempre pochi zuccheri ed è molto acida, per contro, no? E dopo, ovviamente, l'accumulo di zuccheri è in funzione di cosa? Dell'annata, più caldo fa, più zuccheri solitamente si accumula, perché di solito, se siamo in collina o meno, dalla produzione più produciamo, meno zuccheri di solito facciamo, perché il monte zuccheri è quello. E nell'esposizione, no? E invece stessa roba per l'acidità. L'acidità la perdiamo più facilmente se c'è un'annata calda, perché l'acido malico viene degradato in maniera importante, perché entra nei processi respirativi della pianta. La pianta usa l'acido malico per respirare. Hai detto un monte zuccheri, cioè quindi sarebbe lo zucchero che fa una pianta. Esatto, perché lo zucchero che fa una pianta è sempre quello, è codificato geneticamente. Se io produco 10 kg o produco 5 kg, ovviamente se produco 10 kg ho metà zuccheri rispetto a quando produco 5 kg. In soldoni, sì, adesso. Bene, qua vi avevo riportato un grafico che sembra difficile ma non è molto semplice. Praticamente zuccheri e acidità, quindi più vai verso di qua più ci sono zuccheri, quindi più in alto si va più ci sono più acidità, per farvi vedere la differenza tra le varietà che coltiviamo noi. Per esempio la ribolla gialla è la varietà più acida che abbiamo, che resta più acida e ha meno zuccheri, ok? Infatti viene utilizzata anche per fare spumante, ribolla gialla spumante, per sviluppo del bene. Per dire piccoli e il Verruzzo, vedete, sono le varietà con più zuccheri che abbiamo. Perché? Perché subiscono un appassimento in pianta essenzialmente e producono vini dolci. Il pignolo, guardate, il pignolo è strano, diciamo, perché vedete, tutti si posizionano o di qua o di là, sopra giù. Il pignolo cos'ha? Ha una buona acidità sopra la media, perché se è sopra questo è sopra la media, e accumula tantissimi zuccheri. Il pignolo è una di quelle varietà che dal punto di vista tecnologico matura molto presto, quindi accumula tanti zuccheri, ma dal punto di vista fenolico matura molto tardi e infatti è sempre molto tardivo. Infatti viene vendemmiato tra le ultime varietà al pignolo, per permettergli di maturare. Questo andiamo avanti per l'amor di Dio. Eccoci.
Maturità fenolica la intendiamo maturità di queste due componenti qua, antociani e tannini, che vengono detti polifenoli. Okay? Perché polifenoli? Perché questa unità minima, vedete questo esagono, okay, è chiamato fenolo. Polifenoli perché ha più unità di questo. Dovrebbero essere quelli che fanno bene. Sì, esatto, sono degli antiossidanti naturali del mirtillo, quelle robe lì, no? Bene, e questa roba, bene. Sono degli antiossidanti perché hanno questi gruppi, queste cose qua che vedete, queste linee, sono degli elettroni che riescono a assorbire tutti i radicali liberi e quindi riescono a bloccarli, ok? Quindi sono delle cose anti-età e quelle robe lì, no? Queste robe. È vero, cioè, pensate che, vedete, queste due molecole sono praticamente uguali, se vedete qua sono identiche quasi. Cosa cambia? Cambia solo gli elettroni, come sono disposti gli elettroni, e il colore, una cosa vi dico, il colore è dato da questa carica positiva della molecola. Quando sparisce quella carica positiva sparisce il colore. Sono robe tipo da mago, no? Mettete cose, mettete una goccia, sparisce il colore, roba del genere. Il colore, vedete? Il colore è presente essenzialmente nella buccia, ok? E va dal rosso al viola, a seconda del tipo di antociano che abbiamo, e i tannini invece sono presenti sia nella buccia che nei vinaccioli, ok? E danno la stringenza e la struttura di un vino. Un vino rosso strutturato deve avere tannini, se no è un vino smorto, ok? Quindi è importante che queste due componenti siano mature, ok? Nelle varietà tintore, ci sono varietà tintore tipo l'ancelotta, che accumula zuccheri anche nella polpa, però sono varietà particolari. Bene, questo è solo per far vedere cosa che durante la maturazione, dall'invaiatura in poi, i tannini delle bucce aumentano, i tannini dei semi diminuiscono, quindi diminuisce un po' la stringenza, perché soprattutto polimerizzano, queste strutture sono meno aggressive, ok, al palato. I tannini si usavano per fare le pelli, ok, quindi registrano le proteine, quindi. E gli antociani invece raggiungono un picco, vedete, alla maturità, quindi più colore e meno stringenza, quindi soldoni. Questa era giusto per farvi vedere anche qua le varietà, le differenze tra varietà. La varietà più colorata che abbiamo in assoluto è il refosco, infatti il refosco è ottenuto color rosso, se lo prendete dagli ustri, bene. Il pignolo è la varietà in assoluto con più polifenoli, quella più astringente, quella che vi segna. Pignolo. Vedete, produce niente il pignolo, una rogna nera. È antieconomico, è un vino antieconomico. Produce un tubo, sì, è una roba allucinante. Bon, qua sempre il colore, non vi tedio. Qual è l'ottimale grado di maturazione? L'ottimale grado di maturazione si ottiene nei vini rossi quando la maturazione tecnologica, quindi zucchero e acidità, corrisponde alla maturazione fenolica, quindi la maturazione di antociani e tannini. E non sempre è così, dipende dal vitigno e dal territorio. Un territorio quando è bocato, quando la maturità tecnologica e la maturità fenolica coincidono per quel vitigno. Quindi capite che un vitigno non è uguale a coltivare il Pinot Nero qua o coltivarlo in Alto Adige o coltivarlo in Sicilia. Okay? Perché in base alle sue caratteristiche varietali è più adatto a un certo territorio. Ed è più adatto perché? Perché c'è una coincidenza delle due tipi di maturazione. Okay? Vi do dei focus piccolissimi. Ho finito, giuro, 2 minuti. Oltre alla maturità fenolica abbiamo la maturità aromatica, quindi degli aromi, che è molto importante per i vini bianchi. Abbiamo più tipologie di aromi. A noi ci interessano in questo momento gli aromi primari, che sono gli aromi dell'uva, mentre con Andrea, la prossima volta, che sarà molto meno tediante di me, vedrete gli aromi secondari e terziari. Gli aromi secondari si sviluppano in fermentazione, derivanti dal lievito, gli aromi terziari durante l'affinamento del vino. Ve li metto tutti, guardali qua. Vedete, derivanti dall'uva, tipologie che non stiamo a vedere, possono essere per esempio, non so, la pipì di gatto per il sauvignon, il peperone verde, il bosso e chi più ne ha più ne metta. Per esempio la banana, non so se prendete un vino tipo Chardonnay, vino grigio, fresco, ok, se prendete tipo adesso un 2022,
bevete uno Chardonnay 22, provate a usarlo, molto probabilmente sa di banana. Sono degli aromi esteri, ok, che sono dovuti alla fermentazione, che in particolare l'acetato di isonile acetato, sa di banana, le usate e sono degli aromi che durano un po'. Derivano dagli lieviti. Deriva dall'attività naturale, naturalissimo, non è naturalissimo, ok? Del lievito. Adesso si fa con cioè mettono lieviti. Sono lieviti che vengono selezionati, per l'amor di Dio, ma come vengono selezionati per la panificazione? Sono dei lieviti più adatti alla panificazione, vi danno un pane più buono, come la stessa cosa per il vino, non è niente di sofisticazione. Il vino si è sempre fatto con i lieviti, non esiste il vino senza i lieviti, ok? Ecco. Dopo possiamo parlare se è naturale o meno, perché per me il vino ovvio è, diciamo così, il vino è naturale perché è un processo naturale, non è naturalmente generato, nel senso che il vino è un processo intermedio. Noi dall'uva naturalmente otteniamo il vino, però naturalmente non rimarrebbe vino, diventerebbe aceto. Okay? Il prodotto finale è l'aceto. Tutti quei vini naturali che vanno di moda adesso, e sono aceti, sono difettati, sono cracani. Boh, non sono tecnologicamente fatti bene, e finisco di la polemica. E sono anche standardizzati, il problema è quello, perché un vino difettato è un vino standardizzato, perché i difetti sono 4-5, in particolare i vini naturali sanno di aceto, acido acetico, ok? Derivate dall'ossidazione dell'alcol, perché l'alcol si ossida ad acido acetico. E quindi sono dei vini standard. Se vuoi prendere i vini naturali, che sia fatto da uno, da un altro, sono tutti uguali, sono di aceto, basta. Aromi terziari molto carini, li vedrete con Anzia, credo. A me piace molto, per dire, questo qua, il trimetil dihidronaftalene, esatto, che sa di idrocarburo, va bene, sa di benzine, ed è tipico dei Riesling. Voi prendete dei Riesling renani, ok? Vedete i Riesling che hanno qualche anno, 2000, mettete almeno 5 anni, devono avere un 5 anni, ok? Sanno di idrocarburo, buonissimo. E allora l'origine di questi aromi terziari? Ecco, allora questi sono delle modifiche dovute a invecchiamento di aromi primari, in particolare i non isoprenoidi. Questa è una molecola qua che sono derivati dai carotenoidi, i caroteni avete presente? Ecco. Infatti più un'uva è esposta al sole, più ha caroteni, più ha non isoprenoidi e dopo più può dare quelli. Okay, quindi anche in base all'obiettivo che noi vogliamo ottenere, magari sfogliamo l'uva perché prenda sole, perché abbia più non isoprenoidi, perché possa dare più magari PDM. Okay? È tutto un ciclo, è molto complesso, guardate che l'enologia sembra una roba di agricoli, ma se si vuole fare con criteri molto, c'è molta chimica dietro, ma chimica nel senso processi biochimici da sapere. È un po' complesso, però è bellissimo, perché se no non facevo questo mestiere. Per esempio a me piace molto il Riesling e piace molto sta roba, ma vedete con Andrea non potete dirvi. Questi, per dirvi, in categorie di aromi primari esistono, ok? Per dire terpeni abbiamo il moscato, ok? Eccoci, vi ho messo un po' di esempi. Moscato Traminer, se bevete i Traminer sono tutti terpeni. Lacrima di Moro d'Alba, se l'avete mai assaggiata non lo so, è una tipica delle Marche, sa di rosa. Voi vedete questo è rosa pura, naturale, sa così. Il Sauvignon, per dirvi, tioli e pirazzine, quindi pirazzine più peperone, foglia di pomodoro, tioli più aromi tropicali, anche la pipì di gatto. Okay? Non isoprenoidi in mezzo a tutto. Niente, qua per dirvi che gli aromi cambiano in base alla maturazione, per esempio il Sauvignon, se noi vogliamo un Sauvignon che sappia più di peperone, lo raccogliamo leggermente prima o in una zona più fredda. Se invece noi vogliamo un Sauvignon più tropicale, lo coltiviamo in una zona più calda, oppure posticipiamo la vendemmia. In base a cosa vogliamo ottenere? Tutto, dopo ci arrivo, è tutto in base all'obiettivo enologico, dopo vedremo. In base all'obiettivo enologico io coltivo la vite in determinati modi diversi. Okay. Qua era solo per dire che
è stato fatto uno studio perché si riesce a capire la tipologia di aroma che l'uva ha a seconda del colore che ha l'uva. Quindi più l'uva è verde, più abbiamo degli aromi vegetali, che può essere anche intuitivo, più abbiamo i aromi vegetali, quindi abbiamo più pirazine, quindi avremo più aromi di peperone e foglie di pomodoro. Questo è un caso reale, sono dati reali di vigneto tinta, cioè non sono dati inventati, vi do dati reali. Qua se andiamo più su questo colore giallo avremo più dei tioli, se andiamo un po' più sull'aranciato abbiamo addirittura il terpenico e il norisoprenoli, quelli che avevamo prima. Qua un po' vi ho taroccato la foto, nel senso che perché doveva essere solo Sauvignon, però non trovo foto di Sauvignon con diversi colori. Allora, questo è Sauvignon, questo è Tokai, questa è Ribolla gialla. Ok? No, l'ho taroccata, però non importa. Tutto per dire che cosa vuol dire vocazione del territorio per qualità? Non vuol dire niente, è tutto in funzione dell'obiettivo enologico che uno ha. Ok? Io voglio, e qua vi ho fatto l'esempio, ma ve lo metto così, volevo farlo insieme ma non c'è tempo. Sì, qua, per dire, io voglio produrre spumante, beh, che tipo di spumante voglio produrre? Metodo classico Martinotti, ritraduco, champagne o prosecco? Ok? Champagne, beh, che caratteristiche delle uve devo avere? Devo avere uve con buona acidità, non tanti zuccheri perché comunque devo rifermentare, fanno due fermentazioni, vedrete credo la prossima volta, e non devono essere aromatiche, essenzialmente, uve non aromatiche. Quindi le varietà prevalentemente sono Chardonnay, Pinot Nero e Pinot Meunier, che sono quelle coltivate. Zona, vi ho messo provocazione, una zona fredda, perché dobbiamo avere acidità e meno zuccheri. Ok? Se devo produrre il prosecco mi serve sempre un po' le stesse caratteristiche, però in più possono essere più o meno aromatiche. Il prosecco è una varietà semi-aromatica. Infatti possiamo avere moscato, glera, ribolla, sono tutti dati da metodo Martinotti che vedrete. Non vi sto a spiegare, se no ve la faccio lunga. Niente, io ho finito, volevo giusto dirvi, queste sono le epoche di maturazione delle uve in Friuli. Si parte col Pinot Grigio, giusto per darvi un'idea anche di quale si vendemmia prima, quale dopo, no? Smutile, Si vendemmia prima il Pinot Grigio, vedete i Pinot e il Sauvignon, si vendemmia a fine agosto, inizio aprile, queste sono le medie, ok? Si prosegue col Tokai, guarda la ribolla, che è l'ultimo bianco che si vendemmia, e dopo si scommercia con neri, no? Neri prima Merlot, Pignolo, super giù, dipende molto dalla vendemmia, molto intima, anche una delle ultime varietà. Pignolo, Refosco, Cabernet, Cabernet Sauvignon e l'ultimo dell'ultimo, lo schioppettino di cui avete già sentito parlare, che ha caratteristica aroma di pepe, okay? Che è dato da una molecola che si chiama rotundone, okay? Che è un sesquiterpene, un nome difficile, è un terpene, quindi è un aroma primario dell'uva che sa di pepe, e per esempio, hanno scoperto che il pepe sa di pepe, non analizzando il pepe, perché pensavano che fosse un complesso di aromi che dà l'aroma del pepe, invece c'è una molecola sola che è questo qua, il sesquiterpene, e l'hanno scoperto dall'uva, non da pepe, che pensate, per dirvi un'idea. Ed è un aroma molto ricercato, ma in tanti vini, e c'è già presente. Per esempio, gli austriaci sono fissati con l'aroma di pepe, ok, per il loro Gruner Veltliner, che questo non è il dirlo, no? Però è una vacca bianca che ha sempre poco pepe, loro sono maniacalmente insistenti nel produrre questo caso per produrre Gruner Veltliner che sa di pepe e non riescono a tenerlo. Noi abbiamo la fortuna che lo schioppettino è tra le varietà forse la seconda o se non la prima come produzione di aroma di pepe, perché ha una soglia molto bassa, 16 nanogrammi litro, e infatti tanti schioppettini sono di pepe, se no non tutte le parti specifiche. Non volevo tediarvi, questo è il microfino, vabbè. L'ultimo e chiudo, ho finito, tutto quello che vi ho detto. No, perché sennò ve ne faccio tutto. L'ultimo che vi dico è trovate un po' tutte queste robe che vi ho detto, ok, per vostro piacimento. Questa qua è una pubblicazione che facciamo ogni anno come consorzio, che si chiama Le Stagioni di Uve, dove è liberamente scaricabile, un PDF, volevo portare qualche libro, mi sono dimenticato, l'altro di me lo trovate comunque scaricato in PDF sul sito del consorzio, ok, quindi ve lo potete leggere, c'è tutto. È raccontata tutta la stagione dal punto di vista climatico, fenologico, fitopatologico, produttivo e qualitativo, tutto.
un compendio, e in più, dopo se avete piacere andate sul sito del consorzio, nel nostro consorzio abbiamo anche una tasting academy, dove praticamente una sala, ok? Dove si può venire a degustare i vini di Colle Orientali, ci sono 32 vini di degustazione, dove il mio collega, i miei colleghi promozionali, che sono molto più bravi a raccontare la di me, ok? Vi raccontano tutto quello che il terreno dei Colle Orientali, però è in modo interattivo perché ve lo fanno vedere, vi fanno vedere il vigneto da cui è stato originato quel vino. Noi parliamo sempre di vigna, di territorio di uva, non parliamo mai di vino. Noi il vino lo diamo da assaggiare a voi. Noi parliamo di territorio di uva, vi diciamo questo vino qua è così perché deriva da quel territorio con quelle caratteristiche lì e ha prodotto quelle caratteristiche lì. Boh, io mi taccio perché lo faccio.